Stamattina sono passato, non c'era nulla. È da capire se questi striscioni sono stati messi da cittadini, sono stati messi da militanti, sono stati messi da sostenitori, sono stati messi e lasciati esposti e magari poi rimossi dalla polizia locale, o se magari semplicemente sono stati affissi, fotografati e tolti per poi farli circolare sui social, visto che siamo nell'era dei social. Quindi lasciano un po' il tempo che trovano. Il dato di fatto è che comunque un calo di consenso c'è a livello nazionale. In Veneto e in particolare in provincia di Treviso le elezioni regionali hanno dimostrato che questo non c'è. Archivia così gli striscioni apparsi nella notte fuori dal K3, sede del Carroccio a Villorba, Dimitri Coin, che non nasconde i malumori tutti interni al partito, legati soprattutto, dice, ad un calo dei consensi a livello nazionale, con il Veneto e Treviso però in controtendenza, grazie, chiosa Coin, agli uomini della Lega che continuano ad essere elementi di rappresentatività per i cittadini. In un clima non certo facile si guarda con attenzione alla 2 giorni di Mogliano, quando i vertici del Carroccio si ritroveranno per analizzare il momento che sta vivendo il partito. Per ora non è ancora stato formalizzato, ma l'appuntamento sembra ormai confermato. Ad esempio come parlamentari a noi è stato chiesto se eravamo disponibili quei giorni e quindi siamo oltre l'annuncio sulla carta. È chiaro che poi ci sono tutte le problematiche legate all'organizzazione, ma indicativamente 4 e 5 luglio, ma la volontà di fare un incontro assolutamente c'è. Organizzato dalla segreteria federale, resta ancora da chiarire chi parteciperà al vertice, ma di una cosa Coin è certo. Non ci saranno rese dei conti, sarà un momento dove si dialogherà e se ci sono delle soluzioni da trovare magari verranno trovate. Un momento di confronto, quindi, con Salvini sempre al timone del partito. Che ci siano delle figure che magari possono mettersi a fianco e lavorare assieme a lui per dare forza e vigore all'azione politica, questo magari verrà deciso nei prossimi giorni. Le figure in questione potrebbero essere Zaia e Federica, proprio quei nomi indicati negli striscioni apparsi a Villorba. L'ultima considerazione poi è per la fuga di alcuni esponenti del Carroccio verso il futuro nazionale di Vannacci. Può essere magari si può partire da una non condivisione di un percorso politico da parte di chi ti ha eletto e in questo caso viene meno il rapporto fiduciario con gli elettori che comunque ti hanno dato quel tipo di incarico, oppure anche può essere una ricollocazione rispetto a un immaginarsi o di un venir meno di un ruolo che ora si ha. Intanto lunedì si insedierà il tavolo di coordinamento della Lega, al quale parteciperanno, oltre ai 4 presidenti di regione, un rappresentante dei presidenti dei consigli regionali, sindaci dei comuni capoluogo, un rappresentante dei presidenti di province e una delegazione di ministri. Avrà il compito di affrontare le principali questioni di interesse nazionale, dal piano casa alla sicurezza urbana, dal costo della vita al taglio della burocrazia.